Buonasera, ben ritrovati a Cronache Venete. Iniziamo subito con la donazione di un nuovo mezzo di trasporto per i disabili del centro Auser di San Donà di Piave. Vediamo. Ci troviamo nei pressi del circolo sandonatese Auser, dove oggi è stato devoluto un mezzo di trasporto per i disabili del centro. Vediamo la cerimonia. L'Auser, circolo ricreativo vecchiato di San Donà di Piave, ha organizzato una cerimonia per la consegna di un nuovo mezzo di trasporto in favore dei disabili, per facilitare gli spostamenti di persone in carrozzina e rispondere alle tante richieste di aiuto da parte di famiglie e soggetti svantaggiati che fino ad oggi non era possibile soddisfare. Il circolo ricreativo si propone di promuovere l'invecchiamento attivo dei propri inquilini per andare incontro alla valorizzazione delle persone anziane, perché ogni età abbia un valore e ogni persona ha un suo progetto di vita attraverso cui diventare una risorsa per sé e per gli altri. Siamo con il presidente dell'Auser di San Donà di Piave. Di che cosa si occupa l'Auser e quali sono le iniziative per promuovere la figura dell'anziano? Le iniziative per promuovere la figura dell'anziano? L'anziano intanto è la materia prima dell'Auser, ma non solo quello di San Donà, e non solo quelli Auser volontariato, ma anche quelli Auser promozione sociale. L'Auser promozione sociale invece si dedica alla attività culturale per l'anziano, cioè corsi di università. Che tipo di attività facciamo? Molto semplice. L'anziano ha bisogno di tante cose. Ha bisogno, se è a casa e non si muove di casa, quindi noi andiamo a trovarlo, oppure gli diamo la possibilità di venire a trovarci per passare il tempo che altrimenti non saprebbe dove passare. Il mezzo è stato donato dall'ente Europa Servizi, che copre inoltre tutte le spese del veicolo. Grazie ad Europa Servizi sarà potenziata comunque la possibilità del trasporto di persone disabili per il centro Auser. Certo, assolutamente. Questo connubio è molto importante con l'associazione Auser e il comune di San Donà. Daremo la possibilità, mettendo in strada un mezzo attrezzato per il trasporto di persone diversamente abili e carrozzine, grazie alla pedana che ci sarà sul Fiat Doblò, che ha la particolarità di essere un pochettino più lungo, un pochettino più alto, proprio per permettere anche alle carrozzine di essere accomodate, perché il grosso problema ovvio di tante associazioni è quelle, come diceva appunto il Presidente, e che danno l'aiuto attraverso i mezzi propri, e quindi il mezzo proprio non è attrezzato per le carrozzine. Dicevo appunto che li prendono, dipende dalla persona, se è un ragazzino o un anziano, di peso, e li mettono dentro, però non tutti hanno la possibilità ovvio di essere presi e essere inseriti all'interno dell'autovettura. In questo caso non ci sarà nessun tipo di bisogno, perché con la carrozzina automaticamente vengono posizionati, ovvio accomodati, usando il termine corretto, all'interno del mezzo, e vengono trasportati in tutti quei posti, come ha detto il Presidente, Padova, più che Treviso, più l'ospedale di San Donà e quant'altro, per le cure, ma senza tralasciare il fatto che anche tutti quei piccoli servizi e interventi all'interno del comune di San Donà verranno effettuati, anche perché magari c'è da accompagnarlo in farmacia, più che la visita dal dentista o a scuola, eccetera. In favore delle azioni di volontariato promosse dal circolo si pone l'accento sull'opera di tante aziende che con i loro marchi sostengono queste opere benefiche nonostante il periodo di crisi, perché il volontariato è la vera forza di qualsiasi ente e deve avere in sé una vocazione tale da espandersi pur mantenendo l'aspetto puramente umano che lo connota.